Mannaggia la miseria, vedi che... Ma tu guarda... Ma come sei... Ma tu sei una terrorista? No, tu sei una terrorista. Perché c'hai due bombe sotto la maglia che fanno paura. Come ti combinerei, madonna, come ti combinerei, come ti combinerei. Come sei carina. No, veramente, veramente. Guardi, hai un viso che è dolcissimo. Sei tenerissima, veramente. Io non pensavo che potessero esistere gli angeli sulla terra. Ma tu guarda che... Ma che mutande porti in questo momento? Ma che taglia di reggiseno c'hai? Ma in quale muro vorresti essere sbattuta adesso? Ma che musica ti piace? Chi è il tuo cantante preferito, la tua canzone preferita? Ecco, ma tu che cosa ne pensi della cucina New Age in questo momento? Perché, sai, la cosa mi interessa piuttosto anziché no. E secondo te qual è la prima cosa che guardi in una ragazza? Come sta nuda? Ecco cosa guardi in una ragazza, come sta senza vestiti addosso. No, il carattere. Eh sì, perché sai, comunque l'aspetto è negativo, sono altre le cose che contano nella vita. Una ragazza deve essere bella dentro. Che mi piace di te? C'hai un corpo che fa paura, cioè tu c'hai due bocce che sembri San Bernardo con la borraccia attaccata al collo, sembri. Modo che ti farei, mamma mia che ti farei. Ah, gli occhi. No, veramente, tu c'hai due occhi che, mamma mia. Cioè tu c'hai proprio due occhi. Tu c'hai due occhi. No, perché io pensavo che tu ne avessi uno solo, però c'hai proprio due occhi, uno uguale all'altro, che mamma mia, sono al bacio solo. Che poi, vabbè, si sa, no? Gli occhi sono lo specchio dell'anima. All'animikitam. Il mio sogno nel cassetto, ma in questo momento, passare una notte con te. Guarda, non chiedo di meglio, una notte sola, mi basta. Tu fai paura, bella, ma tu guarda, tu c'hai un... Ma è tutto il tuo oppure te l'ha prestato qualche tua amica? Tu fai paura, bella mia, tu fai paura, mamma mia. Trovare l'amore vero. Sì. Sai, io ho proprio bisogno di qualcuno a cui donare il mio cuore, di qualcuno per cui io sia importante davvero. Sì, trovare l'amore vero è il mio sogno più grande. Sì. La mia fantasia sessuale, un'orgia con 4 ragazze tutte per me, ad andare avanti a turno proprio. Prima uno, poi ad andare avanti tutta la notte senza sosta. Questa è la mia fantasia sessuale, mamma mia. Ma se ci stessi pure tu in mezzo a quelle 4, ma che ti combinerei? Ma tu non hai idea di che ti combinerei. No, vabbè, in spiaggia, sai, in spiaggia di notte sotto un tetto di stelle. Sì dai, sono un tipo molto romantico, adoro queste cose. Il mio miglior pregio. Ma ti interessa veramente? E allora vieni un po' a letto con me, vieni che te lo faccio vedere qual è il mio miglior pregio. Ah, la dolcezza, guarda. Sì, dai, lo ammetto, sono dolcissimo. Dolcissimo e tenerissimo. Pensa che sono talmente dolce che la mia ex a stare con me prese il diabete. Anche la simpatia, vai. Ma che ne dici se ci scambiassimo i numeri di cellulare? Ti va? No, sai, così qualche volta ci andiamo a prendere qualcosa insieme al bar, facciamo 2 chiacchiere dal vivo, sai, mi piace molto parlare con te. Sì, sai. Ma in conclusione, tu me la dai o non me la dai?